Un sogno che diventa realtà, così esordisce il presidente Luca Zaia all'inaugurazione dell'apertura della Pedemontana nel tratto che collega Bassano a Montebelluna, una cerimonia emozionante che risveglia l'orgoglio veneto e che celebra la rinascita economica di ogni singolo comune, ogni singola provincia, ma specialmente del Veneto nella sua totalità. Finalmente si apre, finalmente tutti i cittadini della nostra zona potranno con velocità percorrere la Pedemontana. È un aspetto fondamentale anche per tutte le aziende, per tutti coloro che lavorano nel territorio, che potranno avere maggiori opportunità e soprattutto maggiori sviluppi verso quello che è il nuovo mondo. Finalmente una nuova arteria importantissima, non solamente per la viabilità di questo territorio, ma soprattutto per l'economia del territorio bassanese e di tutta la Pedemontana, una delle aree più ricche del Veneto che da tanti anni aspettava questa infrastruttura, e oggi finalmente abbiamo inaugurato una tratta importante, una delle tratte principali, che servirà sì l'economia, ma penso anche a tanti altri motivi di sviluppo come il turismo, la sanità. Ricordiamoci che qui stiamo parlando anche di ULSS Pedemontana, quindi sarà facile anche raggiungere i diversi ospedali che abbiamo lungo questa arteria. Finalmente, dopo tanti anni e anche tante difficoltà, perché come ha detto Zaia abbiamo ereditato un cadavere eccellente, oggi grazie a questa amministrazione abbiamo inaugurato questa grande opera che è la più grande in Italia. Ma è un evento molto importante, io l'ho vissuta anche prima da sindaco, nei miei 10 anni di sindaco di Rosà, insomma qua siamo proprio ai confini, quindi rispetto a questo casello anche il prossimo, e quindi credo molto importante e molto atteso, proprio perché sappiamo qual era il gap infrastrutturale di questa zona e ci permetterà di essere molto più competitivi e soprattutto di dare la risposta a tutte le nostre attività produttive. Finalmente viabilità adeguata, spostiamo il traffico a lunga percorrenza su un sedime indicato, i mezzi pesanti che non passeranno più per i centri abitati, veramente si cambierà la qualità della vita di tutti i paesi della fascia pedemontana, ma si avrà veramente una risposta per il mondo produttivo di queste zone fatta in maniera importante, una viabilità del terzo millennio per il Veneto che se la meritava. Speriamo che da qui si riparta guardando avanti in maniera ottimistica.